Grazie signore Presidente, non posso mica lasciare il nostro amico Pier Giunga pensare che anche Borsa era una magagna, ma che non siamo mica sensibili a ciò che si passa in giro a lingua corsa, dunque buria comunque di due parole su livello qui. Già è importante che noi ci appuntiamo a buttare di petta lingua corsa, una d'amica rivoluzionare tutto il nostro rapporto alla lingua corsa, di sicuro non è mica che, ma comunque di precisare che qui c'è una forma si ripensa al rapporto economico alla lingua e troppo spesso l'abbiamo lasciato da canto sul rapporto economico alla lingua, ne parlavamo l'altra volta con la Presidente, ne parlavamo un anno con i traduttori che noi salutiamo che sono qua su, diciamo che è importante che la lingua corsa più che importante di fondio che la lingua corsa possa avere sul rapporto economico parla bene perché non è mica solo un rapporto culturale, identitario, eccetera, eccetera. È importante, ma la nostra economia deve essere puntillata, arrivata, non la fare di lingua, George, a so che tu sei premuroso di su punto. L'affare a lingua deve accompagnare a tutti i patti l'economia e questo è un punto fondamentale. Saremmo a fianco a voi perché, sento le rimarche che ci sono state, non si tratteria mica di lasciare o di abbandonare la lingua, la sua parte simbolica, di veramente tutta l'alterità e tutta l'esperienza turistica che deve essere puntillata con la lingua. Più un esempio, il proto, non mi piace mica la parola proto, ma l'impiegare il proto culturale che si è esportato più a un mondo, uno di più a un mondo a livello di agorsica, di quello di Uganto e di musica, e che dia caratteristica di Uganto, corso e firmato in lingua corsa. Dunque, si vede che a parte della lingua si può fare esperienza di l'alterità in mondo tremendo. Compio, non te parole di Gianteramo Rocchi. 1981, Gianteramo Rocchi scrive e ripiatto da Villetta, Mattia ne aveva un'altra, di zeppa, di gesti, di parole, di grotte, eccetera, eccetera. Mattia ne aveva un'altra, vuol dire che a Corsica non è mica fatta sola di renna, non è mica fatta sola di natura, ma a Corsica è fatta, dopo pure corso, è fatta di asoiente, è fatta di tutto ciò che il popolo corso di corsa hanno prodotto nella storia e che è importante a mantenere e a promuovere, è la nostra più grande ricchezza.